Stefanel, l'azienda annuncia il piano di esuberi per la sede storica di Ponte di Piave, 52 su 76, la CGIL dice inaccettabile, scattano gli scioperi, venerdì l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. La vendita di Villa Emo a un privato, in attesa che sulla cessione si pronunci lo Stato, il Comune prepara la controproposta perché il gioiello palladiano resti dei cittadini di Vedelago. Tragico incidente di Motta di Livenza nel quale ha perso la vita un trentenne schiantatosi con l'auto contro la spalletta in cemento a ridosso di una villetta. Parla la proprietaria della casa, un boato, tremato tutta l'abitazione. Concessione degli spazi comunali, in particolare i musei, in pieno dibattito sulle grandi mostre. Il sindaco Conte annuncia una vera e propria rivoluzione, i curatori dovranno stare alle nostre regole. Episodi di aggressioni verbali, rischi di violenza da parte degli utenti contro le operatrici, telecamere di sicurezza negli uffici dei servizi sociali di Treviso. Elezioni amministrative sono a disposizione per la mia Vittorio Veneto. Gian Antonio D'Arè sembra fare un passo avanti verso una candidatura a sindaco per il Carroccio. Mentre l'ANPI nazionale prende le distanze dal post negazionista sulle foibe dell'associazione Aro Vigo, in regione passa la mozione che chiede alla Giunta di proiettare nelle scuole del Veneto Red Land, la pellicola sulla tragedia di Norma Cossetto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, un altro capitolo della vicenda crisi Stefanel, a 3 giorni da quello che è previsto come l'incontro tra le parti al Ministero dello Sviluppo Economico arriva il piano per la sede storica di Ponte di Piave, il piano dell'azienda con un numero di esuberi di 52 su 76 per la CGIL, un piano da rigettare completamente. 52 esuberi su 76 addetti, e questo è il numero che ha fornito la Stefanel alle organizzazioni sindacali. Si parla del 63% in meno di personale, una riduzione drastica nella storica azienda di Ponte di Piave, una ferita per il mondo economico trevigiano. Solo alcuni giorni fa l'assessore regionale Donazzana aveva dichiarato: Stefanel deve dirci che cosa vuole fare, un'azienda veneta e vogliamo che resti qui, ma il futuro oggi è sempre più incerto e difficile. Cristina Furlan della Filtem CGIL ha spiegato che la comunicazione è arrivata ieri. È una comunicazione che ovviamente non possiamo accettare. Riteniamo che il 63% dei lavoratori che vengono lasciati a casa sia una percentuale elevatissima. Se poi consideriamo che alcuni di questi sono già a Milano, significa che a Ponte di Piave si possono considerare come esuberi quasi il 70%. Lo storico marchio del tessile nei giorni scorsi aveva avanzato la richiesta di cassa integrazione a rotazione per 244 dipendenti su 253 in tutta Italia. Ora hanno sciolto ogni riserva sugli esuberi, un piano che va rigettato in toto, tuona la Filtem CGIL. Questa mattina l'assemblea dei lavoratori. I lavoratori hanno dato un mandato di un primo pacchetto di 20 ore di sciopero da utilizzare durante la trattativa. Non abbiamo ancora capito qual è il piano industriale di Stefanel, spiega Cristina Furlan, ma siamo in attesa dell'incontro a Roma con il Ministero per lo Sviluppo Economico che si terrà giovedì 1 febbraio. Lì l'azienda dovrà dire effettivamente che intenzioni ha, che cosa vuole fare dei negozi, che cosa vuole fare del sito produttivo di Ponte di Piave e che cosa ne sarà del futuro di questa grande azienda. Pochi giorni e forse si capirà quale sarà il futuro della Stefanel, ma per i lavoratori queste sono ore di terribile attesa. E da Ponte di Piave a Vedelago, ieri l'annuncio, il sì della banca alla cessione a un privato del gioiello palladiano Villa Emo. Oggi l'amministrazione comunale che dice non ci stiamo, vogliamo che la struttura resti a disposizione dei cittadini di Vedelago e quindi nasce una controproposta. Stiamo lavorando a una cordata di imprenditori che ci hanno sollecitato e hanno dato la loro disponibilità per tentare di arrivare all'obiettivo. Un obiettivo che il sindaco di Vedelago definisce importante, forse dice utopico, ma non possiamo, aggiunge poi la prima cittadina, restare a guardare. La volontà dunque è quella di una controproposta annunciata all'indomani della notizia che Credito Trevigiano ha detto sì alla vendita di Villa Emo ad un privato che al momento preferisce mantenere l'anonimato. Cristina Andretta esprime quella che è una preoccupazione non solo dell'amministrazione ma anche dei cittadini su quello che potrebbe essere il futuro del gioiello palladiano, patrimonio dell'umanità.
Passando nelle proprietà di un privato che non è la banca del territorio, probabilmente la destinazione della villa sarà ben diversa. Se da un lato, continua il sindaco, sono comprensibili le ragioni della banca, dall'altra l'amministrazione ha un dovere. Noi d'altra parte però, rappresentando l'amministrazione e quindi la nostra comunità, cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità affinché questo bene resti aperto al popolo e sia ancora fruibile. Per raggiungere questo obiettivo si sta dunque lavorando ad una controproposta. Sentire tutte le parti in causa, tutti gli imprenditori che hanno sollecitato un intervento da parte dell'amministrazione comunale per vedere se c'è la fattiva possibilità di una cordata che possa acquisire Villa Emo. Adesso in città e nel capoluogo della Marca, Treviso, ma sempre per parlare di gestione degli spazi, dei grandi spazi culturali, in pieno dibattito sulle grandi mostre, anche dopo il caso Goldin che vi stiamo raccontando in questi giorni, il sindaco Mario Conte parla di concessione degli spazi comunali, in particolare dei musei, e annuncia per il futuro una vera e propria rivoluzione. Storia della città di Treviso, un'amministrazione detterà le condizioni per poter portare cultura, per poter portare anche benefici per l'economia della città, ma soprattutto noi vogliamo che resti molto alla città di Treviso da poter reinvestire su altri eventi futuri. Mentre continua il balletto di nomi sui futuri curatori delle grandi mostre in città e proseguono parallelamente gli accertamenti della finanza sulla concessione del Museo di Santa Caterina alla società di Marco Goldin, il sindaco Conte annuncia una rivoluzione copernicana nei rapporti tra Cassugana e la figura, manager o critico d'arte che sia, a cui si affiderà in futuro. Io vorrei che a Treviso, oltre che al beneficio che porta alle attività commerciali, rimanessero anche dei fondi da poter reinvestire. Questo è fondamentale. Gli spazi comuni devono essere valorizzati anche sulla base di un affitto che deve essere chiesto a fronte di un guadagno da parte dei curatori. La quota del biglietto al comune io credo che sia dovuta, anche perché l'amministrazione comunale andrà incontro a delle spese anche importanti. Lo facciamo volentieri perché vogliamo investire nella cultura, vogliamo investire nel turismo, però è giusto che poi si crei un tornaconto da poter reinvestire, non da guadagnare. Non entro nelle scelte compiute in passato, continua Conte, ma è ora di smetterla di svendere gli spazi comunali. Quanto a Goldin, che potrebbe prendere la via di Padova, anche se dal comune smentiscono, e al progetto che Vittorio Sgarbi avrebbe già presentato, il sindaco chiude così ogni discorso. Io posso solo semplicemente dire che quando avrò il budget a disposizione mi siederò al tavolo con tutti coloro che hanno portato le proposte e fortunatamente ce ne sono più di uno, segno evidente che Treviso è una città attrattiva per coloro che vogliono portare cultura. La cronaca adesso con la tragedia della scorsa notte, il trentenne in auto con un collega si stava recando al lavoro ieri sera tardi quando è finito fuori strada. Motta di Livenza si è schiantato con l'auto contro una spalletta in cemento a ridosso di un'abitazione. La terza vittima in 3 giorni per la Marca trevigiana, parla anche la proprietaria della casa che si è vista arrivare appunto questo proiettile all'improvviso. Oggi è stato un via vai di amici, colleghi e familiari. Hanno lasciato dei lumini, hanno fissato quel ponticello in cemento dove la macchina ieri si è schiantata. Una tragedia immensa, l'ennesima per la Marca. 3 giorni, 3 vittime della strada. Ieri sera alle 21:30 si è consumato il dramma. 2 operai si stavano recando a lavoro quando ad un tratto l'auto ha deviato finendo dentro questo fossato e ribaltandosi. Ad accorrere per primi i proprietari della casa. Abbiamo sentito un forte tonfo, ha tremato la casa e siamo usciti a vedere perché si vedevano le luci nel fosso. La macchina era rovesciata e non si vedeva muovere qualcosa dentro, ma non si riusciva a aiutarli a uscire. Abbiamo chiamato subito il 118. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e gli uomini del SUEM. I 2 operai sono stati estratti dalla macchina. Per Julian Ciurcanu, 30 anni di nazionalità rumena, non c'è stato nulla da fare. Ferito il collega, un ragazzo indiano portato subito in ospedale a Treviso. Saranno i carabinieri ora a dover ricostruire la dinamica di questo grave incidente stradale. I ragazzi, ci spiega la signora, erano appena partiti, abitano in un paese vicino. Questa strada la conoscevano bene. Una disattenzione o magari una macchina che è uscita dalla vietta lì e può aver creato un attimo di disappunto
appunto uno storta un attimo il volante e un attimo. Purtroppo questi fossi sono terribili perché i guardrail sono pericolosi perché ti schianti, ma senza, finché vai nel verde bene o male attutisce, però quando trovi poi i muretti sono terribili. La provinciale è una strada piuttosto pericolosa, ci spiega, gli automobilisti corrono soprattutto di sera. È abbastanza pericoloso perché c'è una curva abbastanza ampia, però arrivano tutti molto velocemente perché non sono abituati che non c'è traffico e quindi arrivano tutti di corsa, i camion per primi. A terra i segni della tragedia, l'ennesima vita spezzata. Julian era sposato ed aveva una bimba, lavorava in una ditta come operaio, i suoi sogni si sono infranti contro questo ponticello. Ha tentato di scippare, di rapinare 2 donne in meno di 10 minuti a Padova, un 45enne trevigiano arrestato dalla polizia. Prima ha tentato di scippare una 65enne in via Valeri, 10 minuti più tardi ha tentato un altro colpo poco distante in via Gozzi, ma proprio mentre stava rapinando una 41enne è stato arrestato. In manetto un 45enne trevigiano che ieri pomeriggio ha seminato il panico in zona stazione a Padova. Prima ha strattonato una 65enne tirandole la borsa e minacciandola. Le urla però hanno attirato l'attenzione di un passante che è corso in aiuto della signora e ha colpito e messo in fuga lo scippatore, che però non ha desistito e ha individuato poco lontano in via Gozzi una nuova possibile vittima. Proprio mentre stava afferrando la borsa di una 41enne che a fatica stava resistendo all'assalto è arrivata la volante che aveva appena raccolto la testimonianza della prima vittima e stava cercando il malvivente. Il 45enne trevigiano Davide Bernardi è stato così portato in questura e arrestato. Un 27enne di Spresiano invece è stato arrestato dai carabinieri, una lunga storia di violenza contro i genitori adottivi fino ad arrivare alle minacce con un coltello. Non era la prima volta che si accaniva contro i genitori adottivi. Già nel dicembre dello scorso anno era stato arrestato. I genitori, esasperati e impauriti per le continue aggressioni da parte del figlio, hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine e denunciarlo. Il GIP di Treviso aveva deciso la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Il 27enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia nei confronti della mamma e del papà, non si è arreso. Così, domenica notte, ha deciso di fare irruzione in casa. Il giovane ha preso in mano 2 coltelli trovati in cucina ed ha minacciato i genitori, che non hanno potuto fare altro che allertare i carabinieri. I militari giunti sul posto hanno prima cercato di calmare il ragazzo, poi lo hanno arrestato. Adesso si trova nel carcere di Treviso in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Torniamo a Treviso, ma per parlare ancora di sicurezza, troppi gli utenti che troppo spesso danno in escandescenze, c'è il rischio di aggressioni anche fisiche contro gli operatori e soprattutto le operatrici. Allora la Giunta pensa all'arrivo di nuove telecamere agli uffici dei servizi sociali. Ufficio Servizi Sociali di Viale Vittorio Veneto. A breve nuovi efficienti occhi elettronici vigileranno sul perimetro esterno dell'edificio a tutela, dicono da Cassugana, del personale e degli utenti stessi. La sede dei servizi sociali verrà dotata a breve di un sistema di telecamere esterno in modo da poter mettere in sicurezza l'utenza che si rivolge ai nostri uffici e ovviamente il personale dipendente, essendo che ci occupiamo di casi molto particolari e delicati. Le nuove telecamere sostituiranno quelle vecchie, ormai obsolete, puntate solo su un paio di punti del parcheggio. Un deterrente, secondo la Giunta, per comportamenti un po' troppo fuori dalle righe. Ci sono stati ovviamente degli episodi, succede che ci siano persone un po' più focose o diciamo che sono così convinte di avere dei diritti o di vantare dei diritti che magari si rivolgono all'ufficio sbagliato e li pretendono con toni che non ci piacciono. Alle ex scuole Vittorio Veneto ci sono peraltro già dei lavori in corso. Oltre a questo, tra le varie migliorie della sede abbiamo anche un cantiere aperto perché stiamo adeguando la sede proprio all'utenza diversamente abile, agli anziani, avendo l'ufficio asili nido anche alle mamme, quindi stiamo rivedendo un attimo tutta la sede di Viale Vittorio Veneto cercando di mettere delle piccole migliorie che vadano a favore dell'utenza e del personale che ci lavora. Adesso la politica con le elezioni amministrative, parliamo di Vittorio Veneto, mentre il PD cerca ancora di capire quale sarà il candidato che prenderà il posto di Roberto Tonon. Anche per la Lega si tratta di capire quale sarà il candidato, nome che verrà
reso noto fra 2 settimane. Tra questi nomi c'è anche quello di Gianantonio De Re, che non si nasconde. Allora, queste amministrative ci sono, ci sarò, ho fatto 5 anni in opposizione, non mi sono perso d'animo, ho fatto quello che dovevo, non ho perso un consiglio comunale e quindi sono pronto per aiutare e farmi aiutare eventualmente. Non si sbottona Da Re su una sua possibile candidatura a sindaco alle amministrative di primavera a Vittorio Veneto. Aspettiamo di fare il punto all'interno della Lega Vittoriese, spiega, e tra 15 giorni scioglieremo ogni riserva. Lui però ci sarà e non nega che potrebbe avere un ruolo di primo piano, magari proprio come candidato per la poltrona di primo cittadino. Io sono anche disponibile ma anche non disponibile, siccome ho questo impegno di segretario nazionale, e questo mi impegna molto, quindi impegnarsi sulla città di Vittorio Veneto, dove io ho già fatto il sindaco, quindi so esattamente cosa comporta, sarebbe un lavoro estremamente difficoltoso e gravoso, però diciamo abbiamo dei buoni sostituti, abbiamo delle belle persone che hanno esperienza amministrativa, quindi potrebbe essere anche un non Da Re. E nel caso non sia il suo nome quello scelto, Da Re si dice comunque pronto a mettersi a servizio della città che ha già governato dal 2009 al 2014. Io posso essere semplicemente un consigliere comunale, d'altra parte sono nel consiglio comunale da 15 anni, da sindaco, da capogruppo, da opposizione, quindi ho fatto tutto l'arco possibile e immaginabile, e quindi però sono a disposizione della città per dare una mano all'eventuale sindaco. Oltre a Vittorio Veneto ci sono altri 53 comuni che andranno al voto, e se a Ponzano il Carroccio ha già annunciato di non voler appoggiare Granello, candidato con Forza Italia. Non si schierano con Granello perché i trascorsi di Granello sono stati all'interno del nostro movimento e quindi è stato anche segretario provinciale, quindi è chiaro che ci sia una contrapposizione da parte della Lega di Ponzano. Negli altri comuni non è esclusa una coalizione targata Lega Forza Italia. Dove c'è la possibilità di correre assieme si corre assieme, dove non c'è la possibilità assolutamente ognuno per sé e Dio per tutti. Ma prima di maggio il Carroccio è atteso ad un altro appuntamento, quello con il rinnovo delle segreterie. Si partirà con dei commissariamenti nazionali, quindi provinciali, e a seguire nelle sezioni. E poi ci sarà il congresso per eleggere i nuovi segretari? Sì, ci sarà un congresso per eleggere il segretario federale, per eleggere i segretari nazionali e così via. E se poi gli si chiede se anche in questa partita lui ci sarà? Una cosa alla volta. E sempre in casa Lega la solidarietà tra i tanti anche dello sceriffo Gentilini al ministro Salvini, a rischio processo per il caso Diciotti, e proprio Gentilini ricorda quando venne condannato per istigazione all'odio razziale. Matteo Salvini è a rischio processo per il caso della nave Diciotti. Il titolare del Viminale chiede di non doversi presentare davanti ai giudici, la maggioranza di governo è in imbarazzo. Da Treviso gli arriva la solidarietà dello sceriffo Giancarlo Gentilini, anche lui finito in aula e condannato per le sue posizioni in materia di immigrazione esternate con la solita veemenza durante un comizio del Carroccio a Venezia. Non mi meraviglio della denuncia fatta a Salvini. Io sono stato condannato dalla Cassazione per istigazione all'odio razziale. Io sono l'unico condannato in tutta l'Europa. E sapete qual era il mio reato? Difendere l'Italia e i cittadini dalle invasioni barbariche. Ma la dittatura bolscevica e trinaricciuta mi ha perseguitato per tutta la vita e per tutto il mio momento di capo della città di Treviso. Ma io voglio fare una domanda adesso. La magistratura attuale seguirà i giudici che hanno condannato Gentilini oppure avrà il coraggio di cambiare? Ma secondo Gentilini Salvini sarà processato oppure no? Io credo che sarà una soluzione naturale, perché ricordatevi che l'Italia è ancora in mano alla dittatura bolscevica. Tutti i posti sono occupati ancora da personaggi bolscevichi. Queste le parole di Gentilini, adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare della polemica, delle foibe. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare
delle foibe, del giorno del ricordo e anche del film Red Land. Il Consiglio regionale del Veneto infatti ha votato oggi per parti separate prima la premessa, poi il dispositivo e quindi nel suo complesso all'unanimità la mozione, primo firmatario Alberto Villanova della Lega, che recita: il giorno del ricordo 2019 presentiamo nelle scuole il film Red Land, Rosso d'Istria, in memoria delle vittime delle foibe. L'invito dunque alla Giunta regionale è quello di assumere iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi attraverso la proiezione nelle scuole del film Red Land a partire dal giorno 10 febbraio 2019. Il film sulla tragedia di Norma Cossetto, peraltro un invito, un proposito che aveva lanciato da qui, dagli studi di Antena 3, proprio dallo studio del telegiornale A20 e 10, l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Di foibe si parla in questi giorni con la polemica su quel post negazionista dell'ANPI di Rovigo, un caso che continua a far discutere e che rimbalza anche a Treviso. La segreteria nazionale che prende le distanze, la sezione di Rovigo che non ha idea di chi possa aver pubblicato quel post, il presidente del Veneto Luca Zaia che dice a tutti capita di sbagliare, ma che l'ANPI possa aver sostenuto anche soltanto per un secondo che le foibe e Basovizza sono un'invenzione ci lascia sgomenti. Piovono reazioni incessantemente al post negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo che parla di foibe come invenzione storica. Il post comparso è sbagliato e non rappresenta affatto la posizione della nostra associazione, chiariscono dall'ANPI nazionale, accusando la destra estrema di aver scatenato una campagna stampa contro i partigiani e l'eredità che hanno lasciato. Io sto alla dichiarazione del presidente dell'ANPI di Rovigo, che non sa nemmeno chi l'abbia messo questo post, ormai su Facebook gira di tutto e di più. Ma noi la posizione come ANPI, ma come ANPI complessivamente a livello locale e nazionale è sempre stata chiara su questa questione delle foibe. Le foibe ci sono state, c'è stata tanta sofferenza da parte della popolazione, degli italiani che vivevano in quelle zone. Però occorre anche capire il contesto in cui avviene tutto questo, il contesto della guerra. Il caso di Rovigo però scuote il mondo politico. Il male peggiore per le nostre giovani generazioni, afferma il governatore Zaia, è il revisionismo che si alimenta di fake news e di web. Zaia non è l'unico esponente leghista a far sentire la sua voce. Dire che le foibe sono un'invenzione dei fascisti è un grave insulto alle vittime dei crimini dei partigiani jugoslavi, tuona l'eurodeputato Mario Borghezio, mentre per il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin rinnegare una tragedia simile è da pazzi. Mi confronterò con il ministro dell'interno Matteo Salvini, conclude, per capire quali provvedimenti prendere nei confronti della sezione ANPI di Rovigo, ma dall'associazione restano fermi in un necessario distinguo. Noi non neghiamo niente, non ci riconosciamo certamente in quel post, riconosciamo che le foibe sono state un grande dramma, però anche occorre vedere la parte degli altri, perché se andiamo in Slovenia e in Croazia loro raccontano un'altra storia e quindi occorre in qualche modo trovare la capacità di leggere la storia nel modo giusto. Le guerre civili purtroppo sono quel che sono. Un dibattito evidentemente destinato a continuare. Siamo in chiusura, chiudiamo però con una buona notizia che viene da Casier. Il comune di Casier infatti, unitamente alla famiglia, ha comunicato oggi che le condizioni di salute del sindaco Miriam Giuliati sono in lento ma costante miglioramento. La prima cittadina, ricorderete, era stata ricoverata prima all'ospedale di Treviso e successivamente è stata trasferita in una struttura altamente specializzata in Lombardia. Alcuni giorni fa è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico il cui esito è stato positivo. Era attesa da una paziente convalescenza e ovviamente il comune e la famiglia ringrazia tutti coloro, dalle istituzioni, amici e colleghi, rappresentanti anche dell'organo di informazione e i tantissimi cittadini di Casiere e Dossono, ma di tutta la provincia di Treviso, che in questo periodo hanno chiamato, hanno scritto, hanno mandato il proprio messaggio di vicinanza e affetto al sindaco, al quale auguriamo ovviamente una prontissima guarigione. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo 20 e 10, tantissimi temi sul piatto oggi, si parlerà ovviamente anche di quota 100 perché
Oggi di fatto è stato il primo giorno con il quale si poteva chiedere quota 100 e vi daremo a partire da domani tutte le informazioni anche sui i primi contatti, le prime richieste da Treviso e dal Veneto. Si parlerà quindi di questo, ma di moltissimo altro, migranti, autonomia e tanti altri temi, con Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia e con l'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Continua a prevalere il bel tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto ci attende una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile e anche piuttosto soleggiato ovunque. Entro la serata non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese tra 5 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il sole a dominare, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Qualche addensamento dal pomeriggio e locali nevicate in nottata a bassa quota sulle Alpi. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime comprese tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto e non si esclude qualche locale nevicata a bassa quota e localmente anche fino al piano sui settori meridionali. Neve localmente copiosa anche sul resto della regione. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime tra 3 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.